poi lascio ovviamente a voi. Buongiorno a tutti, benvenuti presso la sala stampa del Consiglio regionale del Veneto. Oggi presentiamo il libro del senatore Andrea Ferrazzi, Le parole della sostenibilità, il futuro nelle nostre mani, Marietti Editori, circa 158 pagine, in cui viene affrontata l'emergenza dei cambiamenti climatici, la necessità di investire sulla sostenibilità ambientale, ma non solo, e lo vedremo, e un libro che ripercorre fondamentalmente la lettera enciclica Laudato Si di Papa Francesco del 2015. Abbiamo il piacere appunto di discutere di questo libro con l'autore Andrea Ferrazzi, senatore della 18ª legislatura, dunque anni 2018-2022, Conte 1, Conte 2, governo Draghi, che verrà citato in molte pagine del libro, anche con una dose di rimpianto, e lo vedremo perché, per alcuni progetti non portati a termine, esperto di economia, di ambiente, autore e curatore di Ecovisioni per Antenna 3, Gruppo Media Nord-Est, dunque un libro che si avvale anche della prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi e della postfazione dell'editore Filippo Iannacopoulos. Lo faremo anche con la capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani e col vicepresidente del Consiglio regionale Francesca Zottis. Allora, prima di coinvolgere subito l'autore, Vanessa Camani, una introduzione. Sì, buongiorno a tutte e a tutti, è davvero un piacere ospitare Andrea, che oltre ad essere un senatore, uno scrittore, un esperto di temi ambientali, è un amico per me, per il gruppo del Partito Democratico, il cui lavoro seguiamo con attenzione perché è certamente per noi un elemento di riflessione, di spunto. Il libro, l'hai detto Massimiliano, affronta un tema epocale, quello della sostenibilità, lo fa indubbiamente con approccio scientifico, ma lo fa, almeno la sensazione da lettrice, lo fa principalmente con un respiro profondamente etico, morale, ci ingaggia da questo punto di vista. Perché al di là delle strumentalizzazioni che la politica spesso fa, delle letture che si danno anche spesso contro le evidenze scientifiche del fenomeno del cambiamento climatico, è chiaro che la cura del pianeta e l'impegno che decidiamo di metterci nel perseguirla rappresenta una cifra, una misura della nostra umanità, intesa anche come collettività. Spero che durante poi il confronto riusciremo anche a sapere come Andrea vede il punto in cui siamo rispetto a questa consapevolezza e a questa umanità, perché siamo in parte molto preoccupati. E il libro, da un certo punto di vista, fa esattamente questa funzione quasi pedagogica, almeno a me, su di me ha fatto questo effetto. Ci aiuta a maturare la consapevolezza di questa necessaria umanità. Si sviluppa da esperienze molto concrete, di esempi che tutti possiamo misurare, fatti quotidiani, e prova a offrire a questa somma di esperienze quotidiane una lettura complessiva del fenomeno, che è un elemento molto raro, dico in politica perlomeno, la capacità di sommare tanti effetti e tenerli dentro un quadro complessivo, e poi offre delle proposte concrete, interessanti, che potrebbero essere queste sì oggetto di un seminario ben più lungo di questa presentazione. Questa non è l'unica pubblicazione di Andrea, però secondo il mio punto di vista questa è particolarmente piacevole per la lettura, è intelligente nella costruzione ed è anche utile secondo me sul piano divulgativo. Obbligherò ovviamente entrambi i miei figli a leggerlo, perché secondo me è uno strumento che può essere utile anche per aprire un canale di dialogo con le nuove generazioni, che hanno non solo maggior sensibilità, ma forse sono anche quelli che possono aiutare noi che facciamo politica da qualche anno a incentivare quel cambiamento che,
come dice Andrea nel suo libro, sembra sempre più urgente. Quindi non soltanto grazie per la partecipazione, ascolteremo con interesse, un invito anche a leggere questo libro, che non è pesante, perché molto spesso questi temi vengono affrontati anche troppo tecnicamente, e ti dà la misura di come chi fa politica, chi si impegna per la comunità, debba certamente avere un approccio concreto, ma che un po' di idealità è fondamentale per tenere la linea della nostra azione. Quindi grazie Andrea, grazie al Consiglio della Regione del Veneto per aver dedicato questo spazio. Grazie. All'autore, al senatore Ferrazzi, non posso non chiedere come prima domanda il perché della scelta del titolo, le parole della sostenibilità e il futuro nelle nostre mani. C'è già tutto un condensato, una linea guida che poi viene ovviamente svolta nel resto del libro. Parto dalle parole perché noi siamo parole, perché la parola è il modo per rappresentare chi siamo, la nostra identità e per relazionarci col mondo fondamentalmente. E siamo in un momento in cui le parole sono logore, scriveva già quel grande scrittore del Novecento. Cioè siamo nella cultura in cui le parole sono logorate, sono state private del significato, oppure sono usate come, diciamo, fondamentalmente non come ponte di relazione, e coscienti che ognuno di noi è un pezzettino di verità che poi appunto se si mette insieme agli altri si dà la possibilità di avere una visione più ampia, ma sono usate come pietre. Il Papa l'altro giorno ha fatto un ragionamento molto interessante, ha lanciato un messaggio molto interessante ai giornalisti, quando diceva che la guerra inizia proprio dal linguaggio che viene utilizzato, no? E noi siamo, diciamo, in quello che io chiamo essere, dal punto di vista dell'Occidente certamente, molto dell'Italia, molto anche della nostra realtà culturale, in quello che è una sorta di imbarborimento delle parole. Cioè siamo in un periodo in cui viviamo per clan, per gruppi contrapposti, in cui c'è l'incapacità di dialogare, di costruire dei percorsi collettivi. Siamo in un momento in quello che a me piace definire, piace non tanto insomma, ma definisco un neotribalismo culturale politico, in cui siamo suddivisi in piccole appartenenze e tanto più urlate quanto meno piene di significato, di parole e di contenuto, e che incapaci di costruire ponti attraverso le parole invece. E questo è un problema serissimo, ed è un problema alimentato da un sacco, diciamo, di questioni. Certamente i social aiutano moltissimo, siamo guidati quando siamo nei social da algoritmi che costruiscono appunto i clan, no? In cui tu non hai una persona che la pensa diversamente da te con la quale confrontarti, ma hai un idem, un replicante, e quindi siamo società parcellizzate, clusterizzate in tante piccole comunità idem che si rafforzano l'un con l'altro, comunità specchio, ma che nel momento in cui le chiami a costruire dei percorsi di appartenenza generale, alzare lo sguardo, non riescono più a farlo. Questa è anche, secondo me, una decadenza anche dal punto di vista della dialettica politica, perché i grandi padri della nostra nazione sono stati naturalmente tanto forti nelle loro idee, in quanto capaci poi di conseguenza di creare ponti, relazioni e trovare gli accordi. La Costituzione, un capitolo di questo libro è dedicato proprio a una riforma della Costituzione, ha rappresentato esattamente questo. Ma questo vuol dire essere forti. Chi urla, chi utilizza il linguaggio semplicemente per dividere, non è forte, è debole. Non sa fare altro che urlare. Chi invece ha le idee non deve urlare, non ne ha bisogno, ha la capacità di dialogare sui contenuti. Allora, le parole, perché abbiamo scelto insomma di utilizzare 10 parole guida, una parola per capitolo, che racconta il futuro delle nostre mani. Adesso sono appena tornato dalle procuratie vecchie qui, dove c'erano 300 giovani, è un'esperienza meravigliosa. Questa mattina ho vissuto 2 bellissime esperienze. La prima, io abito a Carpenedo, ho preso il treno per arrivare a Venezia, eppure, essendo qui da sempre, nato qui, la bellezza di Venezia, la bellezza della laguna, questo sole che si rifletteva nell'acqua, era una cosa spettacolare.
e la seconda è quindi la natura, l'ambiente. E la seconda esperienza meravigliosa che ho provato questa mattina è questa esperienza che abbiamo costruito con l'ASVIS, la più grande alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, 330 soggetti a livello anche internazionale, ormai è diventato un punto di riferimento ben oltre i confini nazionali europei, chiamati qui appunto alle procuratie, e abbiamo organizzato questo incontro col mondo dei giovani, ecosistemi, ecovisioni, ecosistemi, e che cos'è che è emerso? Abbiamo portato loro a parlare e hanno raccontato delle storie straordinarie, io mi sono veramente commosso. Cioè giovani dai 19 ai 29 anni che stanno costruendo dei progetti spettacolari, che hanno una capacità di approfondire, di discernere e di raccontare futuri possibili che non siano solamente di guerra, stragi o crisi climatiche, ma siano di soluzione, di partecipazione, di voglia di esserci. Cioè fuori dalle istituzioni c'è un mondo spettacolare e il tema vero è quello, attraverso la parola, di riconnettere questi mondi. Quindi quello che ho cercato di fare con questo libro è un percorso di interconnessione tra i livelli istituzionali, partendo dal dato scientifico e anche con delle riflessioni di carattere politico, e l'ultimo capitolo anche di carattere etico. Vicepresidente Zottis, io la invito a riflettere, a condividere una riflessione sulle parole usate dal cardinale Zuppi nella prefazione. Viene citata un passaggio della preghiera speciale di Papa Francesco per il Covid, quando dice: una delle tante illusioni dell'uomo è quello di credersi, di rimanere sano pur circondato e pur vivendo in un mondo malato, unitamente all'ultimo passaggio dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, appunto del 2015, quando sposando la teoria, la visione del francescano San Bonaventura, dunque il concetto di Trinità, Dio è Trinità, l'uomo è immagine e somiglianza di Dio, dunque tutto è relazione, dunque tutto è interconnesso, come diceva l'autore, è impensabile non amare, non trattare bene, non avere cura della natura e avere cura dell'uomo solamente, cioè se si ama la montagna, ecco un passaggio che mi è piaciuto molto dell'autore, se si ama l'ambiente si ama anche se stessi, viceversa non si vuole bene neanche alla nostra persona. Ecco, una riflessione su questo. Beh, intanto grazie, anche io ringrazio Andrea, anche perché l'ultima volta che abbiamo fatto un'iniziativa insieme era proprio con Asvis al Marango a Caorle, proprio sul tema in qualche modo sempre della crisi climatica, dell'ambiente, in modo, diciamo, con un approccio che poi riprenderò, di ecologia integrale. Diciamo, quando ho iniziato a leggere il libro sono state le prime cose che mi erano annotate, erano proprio quelle che sono state chieste adesso, e mi è venuto in mente quando, diciamo, in un momento di riflessione, nessuno si salva da solo, okay? Che deve essere un principio di vita, in qualche modo un principio che corre lungo il libro anche narrato da Andrea Ferrazzi, perché è evidente come la relazione tra me e l'altro sia il modo migliore per riuscire a costruire qualcosa. Da solo ognuno di noi è estremamente limitato, nel senso che ognuno di noi ha dei limiti sia fisici che psicologici che umani. Abbiamo purtroppo un grande difetto, che è quello comunque che nel profondo di noi stessi c'è un profondissimo egoismo, in cui se non alziamo il nostro livello di etica e di moralità, ci autoconvinciamo che da soli non solo possiamo fare qualcosa, possiamo vincere qualsiasi tipo di sfida, e in qualche modo possiamo affermare prima di tutto noi stessi. Io credo che questo sia un reale peccato, adesso non voglio, però rifacendomi un po' anche a quella che è la dottrina sociale della Chiesa, okay, che chiaramente viene contenuta anche all'interno del libro, sia proprio il forte richiamo che dovrebbe partire dalle istituzioni, riprendendo la parte finale sull'ecologia integrale, in cui si riafferma con forza come le istituzioni dovrebbero partire da quelli che sono i principi e l'approccio all'ecologia integrale, attraverso quindi i principi di pace sociale, di giustizia sociale, e di ripercorrere quello che è il principio di sussidiarietà nelle diverse politiche, cioè quell'aspetto in cui il pubblico, quindi l'istituzione, si mette a capo, ma coordina, si relaziona con il cittadino singolo, con le realtà singole, col mondo esterno, per riuscire a renderlo migliore, quindi a raggiungere quello che è il concetto di bene comune,
che è superiore a qualsiasi tipo poi di altro tipo di realtà. Credo che questo sia un po' lo spirito anche diciamo, della domanda, ma anche lo spirito con cui è stato ricondotto le parole della sostenibilità, ma anche gli altri testi che comunque Andrea su cui ha collaborato, ma la stessa riforma della Costituzione. Quello che credo è che riuscire a recuperare questo tipo di approccio etico come istituzioni e farlo nostro come cammino quotidiano non è sempre semplice, ma sia la sfida più bella e che sia poi la sfida vera che ogni politico in qualche modo prova a portare dentro di sé per riuscire a condurre il proprio cammino e portare il proprio zaino fino alla fine. Grazie. Il libro mette come urgenza il contrasto ai cambiamenti climatici. Negli ultimi anni assurta proprio a vera e propria emergenza sociale, economica, ambientale. Ecco, capogruppo Camani, il Partito Democratico negli ultimi anni come ha tradotto politicamente questa emergenza per risolvere e venire a capo di questa emergenza? Cioè le idee, la posizione del Partito Democratico, le proposte fatte. Ma prima Francesca, la vicepresidente, citava l'intervento di cui Andrea è stato protagonista di cambio della Costituzione, che è un fatto storico, è la prima volta che il Parlamento decide di mettere le mani su quegli articoli fondamentali. Quello è stato un grande lavoro di ponte e di parole per costruire alleanze, ma è stato almeno per il Partito Democratico in generale, di sicuro per il gruppo, la bussola sulla base della quale noi abbiamo orientato tutta la nostra lettura dei provvedimenti in corso, nel senso che nel momento in cui a livello nazionale il partito decide di sposare in maniera così forte, perché modificare la Costituzione significa decidere che quella è una battaglia identitaria fondamentale non solo per una comunità politica ma per il futuro del pianeta, si diceva prima, sono le lenti attraverso cui ci si deve poi orientare anche nelle proposte concrete. Peraltro questi sono stati 5 anni, lo dice bene Andrea nel suo libro, ma anche dal nostro osservatorio, sono stati 5 anni in cui gli effetti dei cambiamenti climatici sono stati costantemente oggetto di discussione, di provvedimenti, di incontri sul territorio, sia nella loro parte diciamo più estrema, che meriterebbe, e da questo punto di vista ne abbiamo dato il nostro contributo, un impegno della politica in quelle che sono definite le azioni di mitigazione, perché ovviamente ci sono dei processi in corso che non possono essere invertiti dall'oggi al domani, che richiamano la politica a soluzioni concrete per la messa in sicurezza di persone e cose, ma quello su cui noi ci siamo battuti, e devo essere sincera, anzi finisce la legislatura, lo possiamo dire, più ci è dispiaciuto, è non avere avuto la capacità di condividere l'impianto fortemente ideale che sta in tutte le politiche ambientali, e cioè il riconoscimento del cambiamento climatico come un fatto evidente e la costruzione di un sistema in grado non soltanto di mitigare gli effetti inevitabili, ma anche di invertire la rotta. Non mi sfugge il fatto che la dimensione regionale è ovviamente limitata per avere degli impatti significativi. È anche vero che questi tipi di politiche soffrono esattamente questa sindrome. Nessuno è abbastanza grande per poter incidere efficacemente, tutti sono abbastanza piccoli per non sentirsi la responsabilità di cominciare realmente a farlo. Quindi è un tema molto importante perché ha degli interlocutori, sono da costruire anche gli interlocutori nella loro consapevolezza e nella loro capacità di incidere. Quindi è un lavoro significativo, da qui ci promettiamo di ripartire anche per i 5 anni che abbiamo davanti. Adesso digeriamo un po'. Andrea Ferrazzi, il libro parte da un'avventura, da una esperienza di vita, da una passione, da quello che ho capito, per la motocicletta, condivisa assieme al giornalista fotoreporter di motociclismo Mario Ciaccia, da Venezia al Monte Bianco, attraverso l'Arco Alpino, Trentino, Alto Adige, Svizzera, Austria, toccando con mano tutto quello che poi descrive nei primi capitoli del libro, dallo scioglimento dei ghiacciai, a Vaia, al difficile rapporto con i grandi carnivori, alle problematiche dei FAS e tutto quanto. Ci può appunto raccontare in breve questa esperienza proprio di vita? Sì, il libro nasce proprio da questo viaggio, che è stata una delle cose più divertenti che ho fatto in vita mia, che ce la siamo proprio inventata.
e abbiamo trovato appunto la rivista, gli sponsor e via dicendo. È stata un'esperienza bellissima e attraverso questa esperienza abbiamo cercato di fare quello studio tradotto in italiano, insomma il studio civile, la ricerca scientifica civile, come si suol dire, cioè andando nei luoghi a cercare quello che sta veramente accadendo. Per esempio il rapporto tra i grandi carnivori e l'uomo, non dalle nostre comode poltrone nelle città, magari andiamo in Val di Sole a fare rafting e poi a sciare e poi basta, ma andando lì per parlare con le malghe, con gli allevatori, con i produttori, con il sindaco che ha riconosciuto il corpo martoriato di Andrea Papi alle 3 di notte buttato giù dal letto, ha dovuto andare a vedere se era lui, andare lui a avvisare la famiglia e via dicendo, cioè andare veramente a mettere le mani su quello che sta avvenendo, così come andare con i più grandi diciamo, studiosi di glaciologi che ci sono in Italia a vedere la situazione dei ghiacciai, accompagnato dal presidente delle guide alpine della Val d'Aosta nel Monte Bianco, e che mi raccontava come è cambiata strutturalmente anche il suo lavoro. Lui d'estate non si fida più di portare i clienti classici, perché lo scioglimento dei ghiacciai è pazzesco, ma ha portato poi a vedere una rassegna di studi interessantissima di un glaciologo del 1930 valdostano. Mi ha fatto vedere alcune sue lettere. In queste lettere c'era scritto, era una lettera di questo studioso agli alpinisti, alle guide alpine valdostane. Diceva: nel caso in cui durante l'estate doveste trovare una temperatura sulla cima del Monte Bianco maggiore dello 0 gradi centigradi, vi prego di segnalarmelo, perché sarebbe un fatto eccezionale. Bene, adesso siamo a una temperatura per parecchie giornate all'anno di 10 gradi sulla cima del Monte Bianco. Questo per raccontare il mutamento climatico che è in corso, che è un mutamento mai avvenuto, con un'accelerazione spaventosa, che sta cambiando strutturalmente. Perché ho parlato dei ghiacciai e dell'acqua? Perché noi siamo l'acqua, noi siamo fatti di acqua, e d'altro canto la pianura padana è essendo di natura alluvionale, nasce dall'acqua, nasce dai ghiacciai, nasce dai detriti portati dai grandi fiumi, e quindi vuol dire risalire alle sorgenti della nostra vita, vuol dire risalire alle sorgenti della nostra storia. Io ho chiamato i ghiacciai, riprendendo il testo tra l'altro da un bellissimo libro diventato film, gli scrigni della memoria, no? D'altro canto, quando noi camminiamo sui ghiacciai, più andiamo sotto e più abbiamo le aree geologiche che sono passate nel tempo. Se noi dobbiamo vedere, per esempio, studiare scientificamente oggi come è stata l'evoluzione della CO2 nell'atmosfera, lo facciamo con i calottaggi dei ghiacciai, no? Ci andiamo a vedere com'era migliaia di anni fa la situazione e via dicendo. Ed è oggettivamente una situazione drammatica. In Dolomiti non ci sono più ghiacciai, a parte la marmolada che sta sparendo. La Svizzera, che è lo scrigno europeo di ghiacciai, ha perso il 50% del proprio volume negli ultimi 40 anni. La Val d'Aosta, che è lo scrigno dei ghiacciai italiani, pur essendo molto piccola, ha visto sparire 36 ghiacciai negli ultimi 22 anni, sparire, cioè non ci sono più 36 ghiacciai, e sono rimasti 189 mi pare, o 186. E se voi andate nel ghiacciaio della Bremna, non so se conoscete per esempio la Courmayeur, al fianco alla Courmayeur c'è Valveny e Valferret. Valveny inizia con una chiesetta dedicata alla Madonna e sopra c'è il ghiacciaio della Bremna, no? Quella chiesetta è stata costruita nel 1970 perché il ghiacciaio era a quell'altezza e i paesani avevano il terrore che il ghiacciaio entrasse nelle case a portar via tutto, perché non è che lo blocchino. Bene, andate a vedere adesso la distanza da quella chiesetta al fronte del ghiacciaio. Sono chilometri e chilometri. Nel libro poi racconto il perché, l'origine antropica. Anche qua il libro vuole smascherare le balle che vengono dette. Per esempio, le balle spesso vengono dette utilizzando le frasi senza il necessario completamento. Per esempio, è vero che ci sono state intere aree geologiche durante le quali c'è stata una presenza di gas climalteranti maggiore di quella di oggi, ma poi bisogna concludere la frase: mai durante la presenza dell'uomo sulla Terra. Cioè il problema non è la sopravvivenza del pianeta in quanto tale, il problema è la presenza nostra nel pianeta.
perché l'uomo ha pochissime, diciamo, ha una storia di pochissime decine di migliaia di anni, poi nella sua evoluzione, se volete, qualche centinaia di migliaia di anni, ma la storia della Terra è di 4,5 miliardi di anni. Allora il problema è esattamente questo. E poi c'è l'altra questione di fondo, che è la questione dell'ecosistema, cioè dell'essere in relazione, che non so se vuoi affrontare dopo, e quindi la affronteremo dopo. Invece si parla anche dello shock della tempesta Vaia, e al vicepresidente chiedo appunto una riflessione su una frase che mi ha particolarmente colpito nel libro. Tempesta Vaia è stato un po' uno spartiacque nella coscienza della gente, della comunità di montagna e di pianura. Per la regione Veneto è stato un evento molto traumatico a livello di popolazione, ma anche a livello proprio politico. Ecco, come una riflessione su questo. Sicuramente è stato uno shock e una consapevolezza, però purtroppo alle volte siamo molto veloci a dimenticare, quindi è bene continuare a riflettere, continuare a citare anche quell'evento, perché è stata la dimostrazione plastica per chi vuole vedere di come il cambiamento climatico fosse molto più avanti nella nostra consapevolezza in termini di azioni e in termini proprio di pensiero reale. Lo è stato molto per le comunità di pianura, anche per le comunità di montagna, ma la comunità di montagna che in qualche modo riesco a vivere magari in alcuni momenti in modo vero, come diceva Andrea, cioè ascoltando la comunità di montagna, non andando solo per andare a sciare o a camminare o a godersi le vacanze, aveva da tempo questa consapevolezza della fragilità della montagna, che come tutto l'ambiente è un dono, e quindi è l'uomo che dovrebbe essere in qualche modo a servizio della montagna. E la riflessione che in qualche modo mi viene da tempo era come in qualche modo noi non siamo abituati a tenere la manutenzione del nostro ambiente, cioè la cura quotidiana dell'ambiente, in termini di investimenti, in termini di pianificazione, di programmazione, e di come questa logica invece dovrebbe ritornare nell'azione quotidiana dell'istituzione. Perché la presa in carico, anche lo usiamo spesso per le persone, ma anche per l'ambiente va bene, quotidiana, è l'unico modo per la conoscenza e per la salvezza. Perché ci ricordiamo troppo tardi di come in qualche modo anche una strada, il come la facciamo, il dove la facciamo, incide poi in quello che succede, e in qualche modo nella montagna è successo anche questo. La scarsa manutenzione di alcune aree ha provocato dei danni tripli, se non più che tripli, in alcuni ambienti, e li tocchiamo tuttora con mano. Non ancora abbiamo compreso realmente invece quello che è successo, perché altrimenti quello che noi dedicheremo a quei luoghi, ma anche a Venezia stessa, perché noi l'abbiamo vissuto qui quel dramma, non è ancora sufficiente. Ma ancora continuiamo a pensare, siamo in qualche modo all'opera, che alle volte serve, ma non alla quotidianità. Allora un richiamo che a me piacerebbe, anche attraverso la riflessione del libro, è un richiamo alla quotidianità. Cioè il dono si mantiene se tu nel quotidiano hai rispetto del dono. Se tu nel quotidiano non hai rispetto del dono, ma te ne ricordi in modo utilitaristico, perché ti serve per il turismo, ti serve per la tua vita, ti serve per gli insediamenti, quel dono, attenzione che la natura può diventare matrigna. E in quel momento la natura è diventata matrigna e non più madre, ma la causa, ripeto, è la non quotidianità dell'azione anche umana, nel rispetto in quella che è una logica quindi di convivenza. Grazie. Capogruppo Camani, si parla di gestione, di rapporto tra l'uomo e i grandi carnivori, dall'orso al lupo. Questo è stato, soprattutto nella gestione del lupo, un tema molto dibattuto ultimamente dal Consiglio regionale e dai singoli consiglieri. Appunto una posizione politica sulla gestione dei grandi carnivori, e magari se vuole dire due parole, insomma. Semplicemente che è l'esempio di quello che diceva Andrea prima, cioè di come le parole sono importanti, e quindi la capacità di analizzare i fenomeni non per slogan, ma sapendo esattamente di cosa si sta parlando, cosa che raramente è avvenuto in Consiglio regionale quando abbiamo parlato di questo e anche di altre cose, e di come ci sia la tendenza, che a me preoccupa, su cui poi mi interesserebbe sentire Andrea, ad un'involuzione della sensibilità rispetto ai temi legati alla sostenibilità. Penso al recente voto in Europa rispetto appunto ai grandi carnivori. Lo dico perché
quello che a me sembra mancare, che in parte si sembrava aver stimolato, ho citato non a caso il passaggio della modifica della Costituzione, ma ci sono state fasi in cui anche a livello istituzionale e comunitario il tema della sostenibilità sembrava effettivamente entrato dentro l'agenda politica. Oggi a me sembra invece che quella tendenza si sia invertita, che stiano prevalendo invece, complice indiscutibilmente la crisi economica e la crisi sociale, soluzioni più di retroguardia, di retrospecchietto, come dire, soluzioni che guardano indietro più che in avanti e dunque negano quello che ci sta davanti. Nel libro, lo diceva anche la vicepresidente, viene stimolata una riflessione sul piano spirituale, quindi ci richiama non solo alla necessità di garantire la sopravvivenza alla nostra specie, che sarebbe più coerente con l'impianto dell'essere umano, ma ci richiama alla necessità invece di trovare un senso che vada oltre la sopravvivenza, ma in generale direi, per chi non si affida alla dimensione spirituale, certamente dicevo una dimensione etica e morale che a me sembra mancare in alcuni dei passaggi cruciali che stiamo affrontando anche in questi anni. Siamo molto preoccupati e per questo io credo che dobbiamo impegnarci affinché le parole della sostenibilità tornino ad essere molto più presenti nel vocabolario della politica e poi io dico anche della sinistra naturalmente. Senatore, non possiamo non toccare il problema dei FAS, il più grande inquinamento d'Europa, lo ha definito l'ONU. Lei è stato relatore di un progetto di legge nazionale contro i FAS, poi lo dice, si è arenato per la caduta anticipata del governo Draghi ed è uno dei rimpianti di cui parlavo in premessa. Sì, sono stato relatore del disegno di legge che cercava di porre dei limiti a livello nazionale, sono stato relatore di quello che poi è diventata norma, cioè sulle possibilità di fare bottiglie in PET riciclate al 100%. Ho presentato anche delle note molto dure nei confronti di grandi multinazionali del petrolio e ne ho subito qualche conseguenza. Perché dico questo? Perché noi siamo in presenza, quando parliamo di dibattito pubblico legato appunto al cambiamento climatico, cioè dobbiamo capire che ci sono degli interessi molto potenti che vengono toccati nelle transizioni. Interessi veri, interessi di gruppi industriali preponderanti che hanno la capacità di influire i partiti politici ormai sempre più deboli, che hanno la capacità di influenzare a livello istituzionale anche a livello europeo in maniera massiccia, che hanno la capacità di essere sempre più presenti, ho rappresentato il Parlamento in alcune COP, all'interno delle COP, spesso portati proprio ufficialmente dai governi, che hanno la capacità di agire sui media. Perché sai, quando ti arriva la telefonata come direttore da una grande azienda che ti dice sai che c'è, non ti faccio più pubblicità, qualche sensibilità viene toccata. Allora perché dico questo? Perché se noi dovessimo, dopo dico dei PFAS, perché, e questo però non deve sconcertare, cioè noi dobbiamo essere coscienti di questo. Tutti gli studi, abbiamo appena chiuso come ASVIS uno studio con la Oxford School, no? La scuola di Londra insieme alla London School of Economics, e per vedere l'impatto, per vedere se davvero c'è un'azione negativa, c'è una contrapposizione, una dicotomia tra la sostenibilità e la competitività, e invece si dimostra il contrario. La sostenibilità porta competitività. Le aziende che investono in sostenibilità sono quelle più competitive. Naturalmente devi seguire alcune linee di fondo, che sono 3 di quei titoli. Devi seguire politiche di mitigazione, politiche di adattamento e politiche di quello che si chiama politiche di investimento strutturale nella trasformazione. L'insieme di queste 3 cose si definisce net zero transformation, cioè sono le grandi politiche che creano la competitività delle aziende e dei sistemi industriali e delle nazioni. C'è un settore che perde nelle transizioni ed è quello legato al petrolio e al gas al carbone. Cioè tutti gli studi di carattere macroeconomico e microeconomico dimostrano che tutti i settori ne traggono vantaggio dalla transizione verso la sostenibilità, crei posti di lavoro, crei competitività,
crei qualità della vita, però c'è un settore che perde, e in maniera anche radicale. Allora, tornando ai PFAS, è stato esattamente questo. Durante il processo in corso qui a Vicenza presso la Corte d'Assise è stato chiamato per esempio Robert Billot, che so essere stato audito anche qui in qualche occasione, che è stato l'avvocato che ha fatto scoppiare il caso dei PFAS negli Stati Uniti qualche decennio fa, e che ha messo in ginocchio la DuPont, cioè non un'aziendina del piccolo comunello, cioè una delle più grandi aziende chimiche a livello internazionale. E la DuPont a un certo punto si è trovata in crisi perché negli Stati Uniti sono svegliati e hanno detto sti PFAS creano dei problemini e allora bisogna regolamentarli. Ma l'hanno regolamentato come fanno lì in maniera seria. Hanno iniziato appunto a fare un'azione di class action poderosa, hanno iniziato a fare delle modifiche nelle politiche federali. Biden stesso ha messo a capo per esempio dell'agenzia federale dell'ambiente degli Stati Uniti uno degli avvocati che aveva combattuto contro i PFAS. Invece l'attuale presidente ha messo un suo finanziatore, uno dei 40 del petrolio e del gas, che gli hanno portato 25 milioni di euro in campagna elettorale. Questi sono i dati, non è un ragionamento politico, è un discorso analitico. E DuPont dice: chi mi produce questi PFAS di cui ho bisogno? La 3M, che è l'azienda statunitense, dice: non posso più farlo io per motivi anche di mercato, cioè i clienti, la gente ormai non le vuole più. E arriva la Miteni, joint venture tra Mitsubishi Corporation e Eni, e cosa fa? Dice: lo faccio io. Lo faccio io, e adesso vediamo cosa dirà il processo. Quando si sapeva già tutto, dice la pubblica accusa, e Billot dice anche nella sua testimonianza, cioè si sapevano tutte le conseguenze devastanti dal punto di vista della salute e dal punto di vista dell'impatto ambientale. Per cui noi adesso abbiamo come minimo 350.000 veneti solo perché abbiamo considerato nell'analisi epidemiologica solamente la fascia rossa, che sono stati fortemente contaminati. Per cui stiamo costruendo un condotto che va a prendere l'acqua dall'Adige per portarlo lì, e costa 80 milioni di euro pubblici, e via dicendo. E chi non stiamo parlando di bonifiche, le barriere idrauliche sono inefficaci, chi paga tutto questo? I proprietari, l'unica cosa che hanno fatto è stata quella di prendere i laboratori, i macchinari, pulirli, e li hanno venduti a un'azienda indiana, naturalmente, che si chiama Viva Life, Viva la Vita. Cioè noi abbiamo fatto con gli indiani quello che gli Stati Uniti hanno fatto con noi, in sintesi estrema. Allora qui serve, siccome io sono per un'economia di mercato, io sono figlio di un classico piccolo imprenditore veneto, quindi ci mancherebbe, però serve una presa collettiva di consapevolezza che l'economia è possibile, anzi è necessaria, anzi è utile, è espressione della genialità umana, crea valore, crea possibilità poi di ridistribuzione anche della ricchezza, ma deve essere orientata per il bene comune. Questa è la verità. C'è bisogno di un processo pubblico di decisione, di governo dei processi. Nell'indebolimento che viviamo nella democrazia e nella crisi dei partiti e delle istituzioni, questo sta traballando molto, e una delle conseguenze è anche al punto che ci siamo accorti di PFAS quando ormai i buoi erano leggermente scappati. Vicepresidente Zotis, con delega alla legalità, non possiamo che non parlare di ecoreati strettamente collegati al tema trattato. Due parole. Su questo oltretutto abbiamo presentato anche alcune proposte di, in qualche modo che non sono proposte geniali, nel senso che spesso le proposte stanno nella semplicità, nel saper leggere la complessità, cosa che abbiamo un pochino perso, ma anche nella semplicità, che erano quelle comunque di rafforzare anche quelle che sono in qualche modo le reti e soprattutto l'interscambio dei dati tra le diverse istituzioni. Sembra una cosa in qualche modo facile e banale, invece questo non avviene ancora, nel senso che il grande problema in questo momento, non solo per l'ecoreato ma in generale anche per il tema della legalità, è anche quello proprio di riuscire ad avere delle banche dati che dialogano tra loro, tra istituzioni, forze dell'ordine,
comuni, quindi chi in qualche modo dovrebbe presidiare il territorio. Gli ecoreati sono purtroppo ancora molto diffusi, si sono diffusi anche in modo pregnante. Ricordo insomma quello che abbiamo fatto, quello che ha fatto anche Andrea a Fossalta di Piave per quanto riguarda poi il cercare di smantellare la discarica, la chiamo così in modo un po' semplicistico, ma che c'era in quel luogo dove c'era malavita organizzata, c'erano mafie, nel senso che quello era un deposito di rifiuti pericolosi. Troppo diffuso proprio anche per la difficoltà che abbiamo come istituzioni di dialogare in modo veloce, cioè la malavita e per gli interscambi molto più forti, molto più snelli che ci sono a livello mondiale, globale. E quindi le riflessioni che io mi sento di fare sono di due nature: uno, quello che abbiamo già detto e sulla quale insomma abbiamo alcune proposte avanzate, alcune cose comunque già state anche fatte dalla Regione Veneto, e quindi il migliorare, l'accelerare l'interscambio di dati e di dialogo, ma anche quello di avere un approccio molto più europeo e mondiale alla malavita organizzata, alle mafie. Cioè spesso noi parliamo di Veneto, parliamo di protocolli Friuli, Veneto, Emilia Romagna. Il tema è che soprattutto su quel tema dell'ecoreato, ma non solo, arrivano dall'est dell'Europa, arrivano da altri continenti. Pensiamo al fatto che comunque noi abbiamo porti anche molto grossi, quindi c'è un problema di allargare un pochino la prospettiva e anche la modalità con cui noi approcciamo il tema come istituzioni, e cominciare a capire di discutere anche pubblicamente di quelli che sono i grandi canali di interscambio, per cui poi ci ritroviamo con un aumento di ecoreati invece che con una diminuzione, perché una lettura a posteriori dei dati è interessante, è utilissima per trovare alcune soluzioni, ma è assolutamente insostenibile in questa fase in cui invece dovremo in qualche modo adottare tutti quelli che sono degli strumenti di prevenzione e una visione di prevenzione. E su questo oltretutto ci sono anche delle possibilità di sostenere progettualità che vanno in questa direzione, partendo proprio dalla messa in rete da quello che è l'ente locale fino a quello che è in qualche modo poi la comunità europea, e quindi l'ente, guardo qui anche chi sta di fronte, chi in qualche modo lavora su questi temi è seduto a Bruxelles. Grazie. Senatore, senza spoilerare ovviamente, ma lei nel libro indica possibili soluzioni per contrastare i cambiamenti climatici e garantire quella sostenibilità ambientale, sociale ed economica di cui abbiamo già parlato. Ecco, se vuole intervenire brevemente su questo. Ma intanto il libro, diciamo, ha due nemici che vuole combattere, che sono i negazionisti, che sono cioè gli struzzi che mettono la testa sotto la sabbia sperando che il leone passi oltre, ma non succede, anzi, siccome sei fermo ti becca subito, e poi anche naturalmente i catastrofisti, cioè quelli che alimentano ogni giorno il fatto che non c'è più nulla da fare, che è ugualmente sbagliato. E invece in questa logica pone le soluzioni, ma proponendo le soluzioni parte dalle cause, perché tu devi capire da dove arrivi, perché succede quello che succede, per poter individuare i percorsi di uscita. Allora, in sintesi estrema, c'è la questione energetica, per esempio, il centro di tutto, ben un capitolo è dedicato proprio a questo. L'attività antropica è quella che ha definito, che ha reso negativamente possibile la presenza di gas climalteranti così massiccia come non è mai avvenuto nella storia dell'umanità. I gas climalteranti prodotti dall'uomo sono stati di fatto immessi dalla prima rivoluzione industriale, dagli anni del 1700 ad oggi. Ma quello che è ancora più sconcertante è che il 60% di essi sono stati immessi in atmosfera dal 1940 ad oggi. Quindi noi in 70 anni, 80 anni, abbiamo immesso nell'atmosfera il 60% di ciò che sta causando questi drammi enormi. Ora, anche il libro affronta dal punto di vista scientifico anche il fatto che il cambiamento climatico legato ai gas dipende anche da fenomeni naturali, è evidente. Però quello che sta avvenendo è del tutto inedito, perché l'accelerazione in corso e l'intensificazione degli effetti è di natura straordinaria, mai avvenuta nella storia dell'umanità. E allora bisogna correre ai ripari. Correre ai ripari vuol dire fare un sacco di cose. La prima, fare una comunicazione pubblica di formazione, di sviluppo delle coscienze umane su questo tema, che non deve essere terroristica, senza speranza, perché la gente rimuove e scappa, ma devi dare la possibilità di vedere le soluzioni. Secondo, a livello istituzionale,
tra le cose di cui sono più orgoglioso nelle battaglie istituzionali che ho fatto, certamente la riforma della Costituzione. Cioè aver modificato l'articolo 9 che tu citavi, quello rimarrà sempre. E aver citato l'ambiente, non solo ambiente come edificio ambientale, patrimonio ambientale, che se tu colpisci il quale cagioneresti un danno prettamente di carattere economico e patrimoniale, ma ambiente come biodiversità e ecosistemi. Ho insistito molto nel gruppo ristretto dei 9, che poi l'abbiamo scritto in 4 in realtà, e questo perché ambiente inteso come habitat all'interno del quale nasce e si sviluppa la vita, e quindi nel momento in cui tu colpisci il quale determini un danno di carattere esistenziale. È tutto diverso, no? È un salto di qualità enorme. E poi il tema delle future generazioni, cioè noi siamo responsabili delle future generazioni, e le ricadute anche quindi dalla Costituzione poi alle ricadute legislative. Per esempio, giovedì scorso il Senato ha votato un disegno di legge di iniziativa governativa che prevede che da adesso in poi, quando diventerà legge dello Stato, ogni legge deve essere sottoposta alla VIG, cioè alla valutazione di impatto generazionale, perché non può cagionare danno, inserisce strutturalmente la verifica di giustizia intergenerazionale in tutte le leggi. E questa è una ricaduta poderosa. E poi c'è la questione della tecnologia. La tecnologia, se utilizzata in maniera intelligente, è utile. Un coltello è un frutto tecnologico, della ricerca di base poi applicata. Tu un coltello puoi utilizzarlo per affettare il salame e condividerlo con gli amici, oppure per affettare una persona. Il tema non è il coltello, il tema è la persona, la coscienza di come lo utilizzi. E poi l'ultima questione, la questione grande dell'energia. Allora vi do solamente un dato. Nel 2024, cioè l'anno appena concluso, l'aumento di capacità di produzione di energia a livello mondiale, fatta 100, il 93 di questo 100 dipende da fonti rinnovabili. Mi spiego? Cioè il mondo sta andando lì, ci sono rinculi, ci sono interessi economici poderosi, ma il mondo sta andando lì, allora bisogna continuare in quella direzione, anche perché altrimenti i costi anche economici sono devastanti. Domani sono invitato all'Università di Bergamo a discutere appunto con i ricercatori dell'università sul loro studio che porta esattamente agli stessi risultati. Il problema non è l'investimento in transizione, perché di questo si parla, ma il costo dell'inazione che ti porta poi a dei costi inenarrabili di fronte ai quali tu non sai più che fare, né dal punto di vista delle aziende, né dal punto di vista delle famiglie, né dal punto di vista delle casse pubbliche. Siamo in conclusione, 2 parole, Zottis e Camani. L'approccio che deve avere la politica per garantire un futuro giusto e sostenibile appunto per il benessere di tutti. Beh, un po' l'abbiamo detto all'inizio, per quanto mi riguarda, diciamo, l'approccio deve essere quello comunque in qualche modo della giustizia sociale, e quindi di mettere al centro di ogni azione l'obiettivo del rispetto dell'altro, che non è assolutamente né banale né scontato, nel senso che nel momento in cui io muovo o da alcune proposte, a partire dalle proposte di legge, dovrei aver ben chiaro qual è l'obiettivo a cui voglio raggiungere. Penso alle politiche proprio di pianificazione del territorio, non al fatto di aumentare o diminuire l'edificabilità di per sé, ma se sto in qualche modo in quel momento sono coerente fino in fondo a quelli che sono gli obiettivi proprio di sostenibilità, e quindi se fino in fondo sto creando delle conurbazioni urbane che creano in qualche modo vivacità nella comunità e che creano in qualche modo delle nuovi tipi di relazioni, se penso anche alle problematiche. Questo è un modo per me per essere coerente rispetto a quanto richiesto. Se non abbiamo questo tipo di approccio di giustizia sociale, ma abbiamo più un approccio in qualche modo del consenso immediato, è evidente che continueremo ad andare avanti con quelle che è un processo di semplificazione e quindi di grandi slogan che poi però sono poveri sia di contenuto sia di relazione futura. Grazie. Un flash, nel senso, in una fase in cui spesso si confonde il mezzo con lo strumento, il fine con l'obiettivo, siamo qui per fare quello che Andrea ci suggerisce di fare nel sottotitolo: il futuro è nelle nostre mani. E quindi questo libro deve essere, come dire, deve essere il contenitore degli argomenti attraverso i quali noi poi
concretizziamo il nostro impegno nelle istituzioni che riusciamo a rappresentare. Quindi non catastrofe, ma neanche leggerezza, ma responsabilità collettiva, che è l'impegno che ci prendiamo, anche avendo ospitato oggi Andrea qui oggi nella sede del Consiglio regionale, che ringrazio a nome del gruppo. Io ringrazio a nome del Consiglio regionale il senatore Ferrazzi, ringrazio il vicepresidente Zottis, la capogruppo Dem Vanessa Camani, ringrazio i presenti, in particolare la consigliera regionale Chiara Luisetto, che è stata presente alla presentazione. Un saluto a chi ci ha ascoltato tramite i social e appuntamento alle prossime presentazioni. Grazie.